Simone, dai che andiamo, go go go! Posto, bello. Dai che ce la facciamo. Pronti? Ah, Fiossi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Stramare e intanto andiamo a vedere il paesino di Stramare e poi vi spieghiamo dove andiamo, seguiteci. Se venite a Segusino, imbucate in questa cassetta una lettera d'amore scritta con garbo e gentilezza. Al momento vengono conservate nell'archivio del comune di Segusino, ma un giorno nascerà il Museo dell'Amore. Simone! Quindi, visto e spiegato Stramare, adesso, facendo attenzione a non lasciare tracce umane, intraprendiamo il Troi delle Acque e da qui andiamo verso Milies. Qui c'è una bella fontana con tanto di pesci rossi belli Pesci rossi! e qua comincia la via lungo l'acqua. Andiamo verso la montagna. Qua in questo paese qua fanno anche tutti i presepi quando è il periodo di Natale. Come potete vedere, alcune cose restano perenni e poi le addobbano. Andiamo a vedere queste piccole costruzioni trovate lungo la via e sono completamente disastrate. Cioè, vecchie casette. Dietro qui ce n'è un'altra. Qua, da quello che so io, nel 1600 si è stabilito un gruppo di boscaioli e carbonari, presumibilmente istriani, che hanno dato vita al paese di Stramare. E praticamente si chiama Stramare perché l'unico cognome del paese era appunto Stramare. Erano praticamente tutti quanti mischiati fra di loro,
mamme con figli, figli con sorelle, sorelle con, con nonni, e così. E adesso noi continuiamo la strada verso Milies. Ecco che noi arriviamo da lì, da Stramare, incrociamo questa strada e qui c'è un bivio, Ippovie, Trevigiane e Bellunesi, e noi proseguiamo su strada vecchia di Milies, su di qua. E in un'ora giusta, con un dislivello di non so, siamo arrivati nel paesetto di Milies. Adesso andiamo a vedere qualche scorcio. Questa è la chiesetta della Vergine Maria Ausiliatrice, conosciuta anche come chiesetta degli Alpini. Proviamo a vedere se per caso è aperta, ma non lo so. E invece sì. Che carina. Segno della croce. Questa chiesetta è stata costruita nel 1875. Quasi quasi monto il tele. No dai, lo monto più avanti. Allora lasciamo Milies alle nostre spalle, lasciamo anche i due cuccioloni che abbaiano e intraprendiamo questa strada bianca che ci condurrà a un bivacchetto. Andiamo su. Ecco, diciamo che da Miliet per andare verso il bivacco tira leggermente di più.
Ma cos'è questa roba? Per fare un piccolo momento super quark, vedete, questa è una processionaria che stranamente sta girando da sola. Solitamente girano tutte quante accodate una dietro l'altra. Sono urticanti, soprattutto per gli animali, state attenti ai cani, e di solito fanno i nidi sui pini. Ci sono dei bozzoli tipo ragnatela e sono pieni di sti bruchi urticanti. Perché lo servi? Bisogna ricordarsi di portare via sempre un sacchetto. Dico, Che sta salendo? 55 minuti. Scusa, voglio arrivare. e dopo 2 comode ore tranquille tra foto, video e foto da Milies, siamo arrivati al piccolo Cason de Bazzin. Adesso, sperando che sia aperto, andiamo a vederlo. Sopra lì dietro c'è anche una malga, che poi decidiamo se facciamo il giro largo e andiamo a vedere anche quello. Adesso andiamo a visitarlo. Qua sopra cosa dice? La felicità non appartiene a chi la cerca, ma a chi si accorge di averla già. Tutti i motivi per averla. Andiamo dentro, apriamo qui. Forse apriamo. Sì, apriamo. Ah, che bel bivacchetto. Guardalo. Tutto in legno nuovo di stecca questo qua. Divisero una crosta di pane e assaporarono momenti indimenticabili di arte venatoria. Quindi probabilmente anche questa qua è fatta da e per i cacciatori. C'è un bel focolare, tavolo, panche, una stufa, e per dormire ci si deve arrangiare per terra. Sì. Adesso andiamo fuori e ci mangeremo un paninetto. Sì. Guarda qua, birete. Che si nasconde. Tete reggiseno. Che reggiseno. Paninetto con la mortazza. Allora, giusto per dire, fatalità, adesso arrivati su abbiamo trovato 2 signori, penso padre e figlio, che sono stati gli artefici della costruzione di questo bel bivacchetto. Boh. Siccome c'è gente che come loro si fa il culo per fare queste cose, per darci a noi la possibilità di usufruirne, sto sacco di scoasse qua, se veni su e portai a roba, ve lo riportai anche a casa, perché non si assa un sacco di scoasse del genere, e dopo la gente del posto deve venire su e far pulizia. Quindi quello che portate su ve lo riportate anche indietro, non ci vuole tanto, la roba vuota pesa meno di quella piena, sappiatelo. Guarda che bello sto postagino, molto carino. Salutiamo bellissimo Cason Bazzin, De Bazzin, e continuiamo con il nostro giro all'anello. Adesso saliremo qui dietro sulle creste, probabilmente incontreremo una malga e poi riscendiamo verso il paese. Come potete vedere lì in fondo c'è una malga che non ha nome, perché non trovo nessun nome da nessuna parte. Bisogna parlare piano perché Corrado deve toccare il cervo. Bisogna parlare piano perché qua forse ci sono i cervi. Comunque vi faccio vedere un po' di panorama.
alla fine come al solito cosa fai? Hai fatto 30, non fai 31. E siamo venuti a vedere questa che alla fine è Maiga Dock. Ovviamente chiusa perché è una maiga, però è una maiga. Adesso continuiamo con l'anello e rientriamo. Allora, di qua sotto c'è il DS Stramare e quella là in fondo è Segusino, quella grande. Allora, super di là si va a Maiga Dock de Fora, dovrebbe essere, ma noi ovviamente torniamo in giù. Lì in cima c'è la Maiga, altro panoramio. Poi a lato c'è tipo la fattoria sociale dove imparano, che ne so, giacca. Posso lasciare il mio Oh, una botte. Beh, onta. Utilità nessuna praticamente. Siamo ritornati nei pressi di Millet e cosa ti fanno? Ti te fermi da Ramolet a cavarsi un'ombra. Ramolet, osteria con cucina. Tac, 3 gotti di rosso, adesso ne porta un piattino con fiade di formaggi e salumi Ma perché forse e ferma carica per arrivare via a macchina perché la macchina è ancora più su. La macchina è su, più avanti ancora, sarà un'altra mezz'ora di strada più o meno. Tanto bevemo, cin cin e dopo andiamo in su. Rodoando. E dopo rosso arriva anche un cicchetto. Grazie. Siccome non avevamo capito bene il primo giro, abbiamo optato per il secondo, che secondo me la ripetizione va sempre bene. Ringraziamo l'osteria con cucina Romoet e dopo 2 belle ombre cariche di rosso intraprendiamo un altro sentiero suggerito da l'oste. Torniamo per di qua che teoricamente dovremmo saltare tutta quanta la parte torrentizia e tornare fino a Stramare. Boh, sarà. Amici museti. Cosa dice? Ha fame? Sì, adesso andiamo a prendere la pappa anche per lui. Qua all'ometto del bar ci ha mandato un po' a remengo. Abbiamo trovato il signore col Suzuki LX 200 3400. Fa, ciao, io abito qua. Adesso voi andate avanti per la strada. A un certo punto arriverete su una strada asfaltata che poi ovviamente dovete tornare indietro. Quindi praticamente abbiamo allungato la discesa di 1 chilometro. Arriveremo vivi? Mua. Però guarda qua che postegini. Ciao. Fuori il signore, non puoi chiedergli dove dobbiamo andare? Sentierino comodo direi. Sì beh. Dopo 20 minuti, 25 minuti di discesa in mulattiera arriviamo a trovare le prime forme di insediamenti umani. Chissà dove stiamo andando. Sicuramente per arrivare fino alla macchina adesso ci toccherà fare un altro pezzo in salita. Sicuramente sicuro.
cominciano a calare le tenebre e noi siamo ancora spersi in questo budello di sentieri. Grazie al barista, grazie barista, ottimo consiglio. In realtà, a parte il consiglio sbagliato del barista, abbiamo dovuto aspettare l'ora blu per Corrado, che deve fare le foto instagrammabili che poi non le pubblica. Intanto qua c'è una stupenda chiesetta che si potrebbe andare dentro a tirare 2 sarache dopo il gran consiglio del barista. Proviamo a vedere se è aperta, ma vedo un battistello, ma mi sa che è chiusa. Niente, è chiusa. Sarà per la prossima chiesa. Andiamo che adesso abbiamo finito la discesa e ci tocca fare la salita per ritornare alla macchina. Simore, dai che andiamo! Diciamo che abbiamo allungato la strada solo per vederci stramare anche con l'imbrunire e con le luci accese. Adesso beviamo un attimo che siamo un po' fatti. Chiusura in notturna. Fiossi, siamo arrivati a stramare di notte. Quindi, morale della favola. No, di notte, c'è ancora un po' di luce, è la blue time, vabbè. Morale della favola, 2 sono le cose: o non ascoltare un oste dopo aver bevuto 2 ombre di vino, oppure non bere 2 ombre di vino e pensare di aver capito quello che ti ha suggerito l'oste. Fiosse e Fiossi, vi lascio la traccia, il video, tutto quanto. Il nostro 8 che non è più un anello. Ci vediamo in un altro video. Ciao Fiosse, ciao Fiossi.